Un paese sotto shock per la morte della ventenne Federica Brollo nello spaventoso incidente all'alba di ieri. Rientrava a casa con il fidanzato dopo aver festeggiato il primo esame all'università, l'ultima telefonata all'amica. Paura in un multisala di Rovigo, l'incendio in un emporio commerciale al piano terra costringe l'evacuazione del cinema, i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme, 15 intossicati. La vicenda del 15enne che si è tolto la vita nel Padovano, nell'ultimo messaggio ai genitori il terribile addio prima del gesto estremo. Da lunedì settimana cruciale per le ex popolari, tra udienze in tribunale, le attese audizioni di Zonin e consoli alla commissione d'inchiesta, già pronte manifestazioni per dare il benvenuto agli ex vertici. Fiamme alla ditta di smaltimento di rifiuti speciali a Castel Gomberto nel Vicentino, a fuoco 2 mezzi, si sospetta l'azione dolosa. Rintracciato e arrestato in Polonia un 56enne veneziano destinatario di un mandato d'arresto europeo per bancarotta fraudolenta, truffa e trasporto di rifiuti tossici. Ritorna la rubrica Il tuo presepe, inviateci video e foto delle vostre natività o chiamateci, verremo da voi per immortalare le creazioni. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, in primo piano la cronaca con il terribile schianto che si è verificato all'alba di ieri ad Altivole. Ha perso la vita una ventenne di Caerano, rientrava a casa con il fidanzato dopo aver festeggiato il primo esame all'università. Una nottata d'allegria con il fidanzato e gli amici per festeggiare il primo esame all'università, trasformata in un dramma per una famiglia ed un'intera comunità che ha visto spezzata un'altra giovane vita. Federica Brollo, 20 anni, di Caerano, è morta all'alba di ieri dopo un terribile schianto nell'auto con la quale stava tornando a casa assieme al fidanzato, 21enne, di Asolo. Rientravano da Monfumo, dove avevano trascorso la notte alla discoteca Quadrifoglio in via Mure ad Altivole. Lo schianto improvviso, il pick-up sul quale viaggiavano i due ragazzi, forse per l'asfalto viscido e ghiacciato, è sbandato finendo fuori strada, nel fossato e poi contro un ponticello. L'impatto è stato violentissimo. Federica, nonostante i disperati tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118, non ce l'ha fatta. Gravi ferite per il fidanzato, che ora è ricoverato all'ospedale di Montebelluna. Poco prima dell'incidente la giovane aveva telefonato all'amica del cuore per dirle che erano partiti e stavano rientrando a casa. La notizia della tragedia ha destato profondo cordoglio a Caerano, dove la famiglia Brollo è molto conosciuta. Federica frequentava l'università a Padova, era iscritta al corso di laurea in progettazione e gestione del turismo culturale. Aveva appena sostenuto con ottimo risultato il suo primo esame. Una ragazza meravigliosa, dicono tutti coloro che la conoscevano, che allo studio riusciva anche ad affiancare il lavoro come barista qualche giorno a settimana per non pesare sul bilancio familiare. Una giovane impegnata anche nello sport, con una grande passione per il nuoto sincronizzato e la vittoria nel 2014 dell'oro nel campionato nazionale juniores. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Federica Brollo lascia i genitori, Adriano e Claudia, e una sorella maggiore. Ed un altro grave incidente si è verificato all'alba di oggi a Verona, in Lunga Adige, a Tiraglio, dopo aver sbattuto contro un pilastro in pietra che delimitava il ciglio della strada. Una Renault Clio condotta da una 34enne veronese è finita sulla riva del fiume, sottostante circa 6 metri, rimanendo in bilico sul corso d'acqua. La donna è stata soccorsa da una pattuglia dei carabinieri e da un'unità del SUEM 118 e successivamente trasportata al vicino pronto soccorso di Borgo Trento. I vigili del fuoco, intervenuti anche con un'autogru, hanno imbragato l'auto issata sulla sede stradale e messa in sicurezza. E paura nella notte a Rovigo per un incendio divampato nel centro commerciale La Fattoria. Il rogo, di vaste proporzioni, ha danneggiato un emporio commerciale cinese ed il magazzino sopra il quale si trova un cinema multisala. Gli spettatori che in quel momento si trovavano nelle sale sono stati fatti evacuare. 15 persone si sono rivolte al pronto soccorso degli ospedali della zona, Rovigo, Adria e Ferrara, per una lieve intossicazione da fumo. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo la mezzanotte
Probabilmente per un guasto all'impianto elettrico. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Rovigo, Adria e Castelmasta ed esse con 10 automezzi antincendio e una trentina di operatori che hanno anche assistito gli spettatori durante l'evacuazione delle 6 sale del cinema. L'incendio è stato spento nell'esercizio commerciale e nel magazzino, che è ampio oltre 2200 metri quadrati. Il denso fumo, oltre al cinema, ha danneggiato anche un ristorante ed un altro negozio di articoli per bambini. Le squadre stanno ancora operando per il raffreddamento degli ultimi locali del magazzino, per poi iniziare le operazioni di smassamento che presumibilmente dureranno per tutta la giornata di oggi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Rovigo. Ed ancora cronaca, perché è andata in fiamme nella notte una ditta di smaltimento rifiuti speciali a Castelgomberto. Le fiamme hanno interessato 2 mezzi dell'azienda e si sospetta l'azione dolosa. Sentiamo. Attimi di tensione ieri sera alla BF, ditta di smaltimento di rifiuti speciali con sede in zona industriale a Castelgomberto. 2 mezzi parcheggiati in piazzale sono stati avviluppati dalle fiamme, mentre altri 2 camion sono stati salvati grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Danni per 300 milioni, ma soprattutto, anche se sono ancora in corso le indagini di vigili del fuoco e carabinieri, vi sarebbe il sospetto che si tratti di un'azione dolosa. L'incendio è scoppiato verso le 19:45, in un attimo ha avvolto i mezzi parcheggiati uno a fianco all'altro e ha coinvolto anche una bombola di acetilene. Negli ultimi anni gli incendi di veicoli di aziende che operano nel settore rifiuti sarebbe in aumento. Ed ora il dramma del 15enne di Torreglia, un ultimo messaggio alla famiglia, quello inviato dall'adolescente ritrovato senza vita sui Colli Euganei. Un lungo messaggio inviato ai genitori con il telefonino, un lungo messaggio per chiarire i motivi del suo gesto, ma che lascia ancora tante domande senza risposta a chi non può e non riesce a rassegnarsi. È quello inviato dall'adolescente di Torreglia, il cui corpo è stato ritrovato dai carabinieri in uno strapiombo del Monte Pirio nei Colli Euganei, un messaggio che genitori e fratelli hanno scelto di rendere pubblico tramite il Gazzettino. È solo che sono un eterno insoddisfatto e indolente, non so che fare, scrive il giovane. Mi dispiace lasciarvi così e che non so come continuare, e piuttosto che persistere nell'infastidire voi, le uniche persone a cui tengo, preferisco andare via io per sempre. Subito dopo l'arrivo del messaggio, la mamma del giovane ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Sembra quasi una richiesta d'aiuto, ha detto il padre al quotidiano, perché il figlio fornisce precise indicazioni sul luogo dove si trova. Un particolare, scrive il giornale, a cui il genitore si aggrappa con tenacia. Forse non si è tolto la vita, magari è scivolato. E la cronaca ora dal veneziano, barchino con 7 ragazzi a bordo, cola a picco in Canal Salso a Mestre. I giovani sono stati salvati in extremis. Ci aggiorna al telefono da Mestre Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno. Un incidente nautico che sarebbe potuto finire molto peggio nella notte tra giovedì e venerdì, all'incirca verso mezzanotte, sul Canal Salso, più o meno alla corrispondenza dell'incrocio fra via Forte Marghera e viale Ancona. A bordo di un barchino cabinato c'erano 7 giovanissimi, poco più che maggiorenni, 6 ragazzi e una ragazza, che erano partiti dalla Giudecca per fare questa gita in barca in molte più persone però di quante questo barchino avrebbe potuto contenerne a norma anche di legge. E non si sa ancora bene in che modo, però questo forse per una virata andata male, questo barchino si è rovesciato e quindi questi ragazzi sono finiti dentro l'acqua gelida, come potete immaginare, perché insomma si parla del cuore della notte, di queste freddissime giornate invernali. Immediato l'arrivo dei soccorsi, sono arrivati un po' tutti, ambulanze, volanti, pattuglie dei carabinieri, anche molti presenti hanno cercato di dare una mano, soltanto alcuni di questi ragazzi erano riusciti a raggiungere riva, gli altri sono invece stati recuperati da questa macchina dei soccorsi che si è mobilitata immediatamente e sono riusciti a trovarli tutti e a riportarli a terra. Tutti e 7 sono stati poi accompagnati all'ospedale dell'Angelo perché per controlli e per la condizione di ipotermia in cui si trovavano, alcuni erano anche comprensibilmente sotto shock, però una volta insomma
riscaldati, tutti stanno bene, sono già tutti quanti rientrati a casa. Non ci sono per il momento altri aggiornamenti da Venezia, è tutto. Ed ora torniamo a parlare della crisi delle ex popolari venete. La prossima sarà una settimana storica, da lunedì a venerdì. Vediamo nel prossimo servizio tutti gli eventi che l'opinione pubblica, ma soprattutto i tanti azionisti truffati, stanno attendendo da tempo. Rimarrà nella storia delle ex popolari venete quello che accadrà la prossima settimana tra Roma e Vicenza. Iniziamo dal Veneto perché martedì nel Tribunale Berico ci sarà l'udienza preliminare per gli 8 indagati del crack di Popolari Vicenza. E questo dopo che la Cassazione ha deciso che la competenza non doveva passare a Milano, pur a seguito di irregolarità riscontrate con la Consob. Attesi migliaia di risparmiatori intenzionati a costituirsi parte civile al probabile processo che verrà stabilito dal giudice venerdì al termine delle 3 udienze già fissate. Questo mentre da lunedì di fatto Veneto Banca e Popolari Vicenza non esistono più, con il completamento della migrazione di poco meno di 1,5 milioni di correntisti a Banca Intesa. Dal Veneto a Roma, con 2 appuntamenti molto importanti per gli azionisti truffati: le audizioni di Vincenzo Consoli e Gianni Zonini in commissione parlamentare e la discussione del fondo a sostegno degli investitori traditi in commissione bilancio. Partiamo da quest'ultima, con i componenti che da lunedì discuteranno, tra le 1000 variazioni al bilancio statale, anche l'ampliamento del fondo di ristoro per il risparmio tradito. Cercheremo di ampliare quel famoso fondo costruito da 50 milioni di euro. Io ho fatto degli emendamenti per poterlo ampliare a 150, a 250, a 500 milioni di euro. Un percorso, va sottolineato subito, comunque lungo. In maniera tale che i cittadini possano in qualche maniera riuscire nel corso del tempo, forse non domani mattina, ma nel corso dei prossimi 10 anni, riavere i soldi. Ma l'appuntamento che si preannuncia già molto caldo è davanti a Palazzo San Macuto, sede della commissione presieduta da Pier Ferdinando Casini, dove venerdì sono già annunciate manifestazioni di azionisti all'arrivo di Gianni Zonini e Vincenzo Consoli, chiamati a raccontare per la prima volta pubblicamente la loro verità. Portare Zonini e Consoli permetterà in qualche maniera di porre delle domande a queste persone che fino ad oggi non hanno dato risposta a nessuno. Ed è appunto polemica sul fondo di risarcimento per i risparmiatori, non solo per il suo ammontare, 50 milioni di euro, ma l'accesso stesso al risarcimento sarebbe alquanto complicato, se non impossibile. A dirlo a 20:10 ieri sera Paolo Quaggetto, avvocato di diritto bancario, che ha attaccato l'emendamento. Sentiamo. Se tu mi dici ti do 50 milioni, non è il punto che sia poco o tanto, perché il fondo può essere o di 1 euro o di 1 milione di euro, ma se tu non mi dai la possibilità di accedervi, perché mi dici che io devo dotarmi di una sentenza passata in giudicato, dove la vado a trovare questa sentenza passata in giudicato? Rebus extantibus, come parlano i latini, come dicono i latini, non è rinvenibile alcuna procedura attualmente. Ma dove vado a prendere? Se io sono all'interno dell'LCA non avrò più sentenze, non posso fare cause individuali, cosa devo fare? Io credo che questo sia il sintomo, purtroppo, della volontà dello Stato di non intervenire in soccorso ai risparmiatori. La polizia di Pordenone ha localizzato ed arrestato in Polonia un 56enne veneziano destinatario di un mandato d'arresto per la condanna definitiva a 8 anni e 6 mesi per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici e nocivi. Su coordinamento della Procura di Pordenone, svolta in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale e con la Polizia Polacca, il 13 ottobre scorso la squadra mobile era stata incaricata di rintracciare ed arrestare il latitante. Le ricerche avviate sul territorio nazionale e a Cinto Cao Maggiore, luogo di residenza dell'uomo, avevano inizialmente dato esiti negativi. Dopo ulteriori accertamenti l'uomo è stato localizzato in Polonia, dove gli agenti polacchi lo hanno arrestato. Nei prossimi giorni sarà consegnato alle autorità italiane per scontare la pena, a cui potrebbero aggiungersi anche altri 9 anni e 5 mesi, perché il 30 novembre scorso è stato respinto il ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello di Trieste per simili reati. Andiamo ora nel Padovano, ancora con la cronaca. Stroncato da un infarto durante la messa, muore 75enne e ci sono stati una raffica di malori per l'Immacolata. Sentiamo.
Un malore fatale durante la messa, è morto così un 75enne di Arsego, stroncato da un infarto mentre seguiva la funzione in occasione dell'Immacolata. Luciano Spolon si è accasciato all'improvviso, subito soccorso con un defibrillatore, l'uomo però è morto poco dopo. Una giornata nera per decessi e malori, quella dell'8 dicembre, un'alta anziana è svenuta sempre nella frazione di San Giorgio delle Pertiche durante la messa successiva. Altri problemi si sono avuti a Piove di Sacco e a Ponte di Brenta. A Praglia invece una donna è scivolata sul sagrato ferendosi. Ed ancora dal Padovano, senza biglietto aggredisce il controllore, è stata arrestata, sentiamo. 2 volte senza biglietto sull'autobus in un mese e per 2 volte ha messo le mani addosso al controllore. Per sfortuna di questo, sempre lo stesso. Una 25enne nigeriana è finalmente stata arrestata dai carabinieri che l'hanno posta agli arresti domiciliari. L'ultimo episodio giovedì mattina in Corso Garibaldi, quando la giovane è stata trovata sprovvista del biglietto dallo sfortunato addetto. Case in affitto introvabili a Venezia, proprietà a disposizione solo per pochi giorni e solo a turisti, così la città muore, dicono i residenti, sugli scudi invece gli immobiliaristi. Sentiamo. Venezia ha uno stock abitativo immenso di case pubbliche e di proprietà di enti vari, oltre che dei privati. Una volta le prime venivano assegnate a prezzo calmierato, oggi invece capita sovente che quelle stesse case vengano vendute o affittate ai turisti a danno dei residenti, costretti a cercare alloggio in terraferma. I contratti di affitto a medio e lungo termine oramai non esistono più in città. Qui purtroppo a Venezia non troviamo appartamenti per residenti, è molto difficile. Tutti i proprietari cercano di fare un'affittanza ad uso turistico o al massimo per studenti, ma gli stessi studenti per esempio, che sono aumentati in questi ultimi anni, hanno molte meno probabilità di trovare casa. Gli stessi studenti si trasferiscono verso Mestre perché l'eventuale probabilità di trovare un alloggio è tanto rara quanto cara. Sui 300, minimo proprio, una catapecchia. E così Venezia langue. I padroni delle case non li affittano più, purtroppo è così. Vuoi chiedere una casa e le lasciano chiuse invece di darli in affitto a quello che ha bisogno. Dopo. Si svende tutto e poi comprano tutto gli altri, ecco. Tutti i turisti e tutta gente che viene, che a noi altri ne fa solo che danno. Penso che affitti a turisti di passaggio, a 3 giorni, penso di sì che sia così, però non so bene il perché. Gli affitti a Venezia sono sempre stati molto alti. Indicando, non so, la cifra media di 1.000 euro per un appartamento, per una famigliola di 3 o 4 persone, però parliamo di cose fittizie perché se non si trovano. Da decenni si assiste alla battaglia senza risultato alcuno degli immobiliaristi che al comune chiedono di monitorare molto bene l'affittanza turistica e che sia una cosa che si possa fare, perché ovviamente non si può mica negare, però che venga fatta bene, che non ci siano furbetti. L'affittanza turistica deve essere fatta da professionisti o da chi c'è una partita IVA, e questo anche perché non ci siano soldi facili in giro. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, restate con noi con la seconda parte del nostro telegiornale. A tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione regionale dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Jesolo con l'anteprima della mostra Egitto, dei faraoni uomini, che aprirà i battenti il giorno di Santo Stefano. Preziosi reperti, ricostruzioni scenografiche, proiezioni animate e postazioni multimediali. L'antico Egitto in mostra a Jesolo con un itinerario che si snoda attraverso i secoli, la storia, i misteri dell'antica terra dei faraoni. E tra le molte chicche che i visitatori potranno ammirare dal 26 dicembre spicca la mummia di Asti, da poco restaurata ed esposta per la prima volta al pubblico. Grazie alla collaborazione della polizia criminale e le moderne tecnologie è stato possibile ricostruire
ricostruire il volto della donna mummificata e rinchiusa in uno splendido sarcofago. Questa mostra non è solo bella ma anche divertente, ci sono delle ricostruzioni che vengono riproposte con delle tecniche avanzatissime, ci sono dei momenti di didattica importante dove le scuole, so che ce ne sono già centinaia che si sono prenotate per venire a visitare, potranno dare anche ai bambini, ai ragazzi, non solo ai bambini, un'immagine di questa storia accattivante, coinvolgente, positiva, insomma dove la cultura diverte la mente. La mostra Egitto, dei, faraoni, uomini è un'esposizione per tutti, ma si rivolge soprattutto alle famiglie, ai bambini, ai ragazzi con percorsi didattici ad hoc. È una mostra che è richiesta tantissimo da tutte le famiglie e diciamo, dal pubblico di ogni età. Abbiamo anche la possibilità di dare l'audioguida a tutti i nostri visitatori, un'audioguida studiata apposta per l'adulto, per saperne qualcosa di più, e anche quella molto simpatica proprio per i bambini. Dalla ricostruzione delle camere sepolcrali come quella di Tutankhamon al tesoro dei faraoni, un percorso che accompagna adulti e bambini nel meraviglioso mistero della civiltà dell'antico Egitto. L'allestimento delle sale, che è rivolto proprio alle famiglie, ai bambini, dove i bambini potranno seguire un percorso, uno scarabeo, indovinando poi in ogni sala alcuni quesiti, alcuni indovinelli, potranno poi alla fine sperimentare, vedere se possono avere l'attestato di egittologi. E torna anche quest'anno la rubrica del telegiornale dedicata ai vostri presepi. Da lunedì al termine di ogni edizione vedremo insieme le vostre rappresentazioni più belle e caratteristiche. Torna alla rubrica del telegiornale Il tuo presepe, un appuntamento immancabile delle feste di Natale per uno dei simboli non solo della religiosità ma anche della nostra cultura. Presepe che fa notizia, con la Regione pronta a finanziare dal prossimo anno le sacre rappresentazioni nelle scuole e nelle sedi pubbliche. Presepe che racconta l'impegno delle famiglie, richiamate da una storia che si ripete da oltre 2000 anni. E Presepe è anche occasione di arte ed espressività personale, con interpretazioni moderne accanto a volti e forme antiche, a semplicità intense accanto ad evoluzioni tecnologiche di ultima generazione. Tutto per raccontare una nascita che è da sempre e per tutti primo simbolo di speranza. Un'energia positiva che avvolge anche chi non crede, ma che il presepe lo fa perché è il primo e principale simbolo delle famiglie. E allora raccontateci il vostro presepe, segnalandolo ai numeri e indirizzi che vedrete in questo cartello che vi proporremo ogni sera, perché ci racconterete un po' più di voi, magari riuscendo a condividere quella speranza con chi non ce l'ha più. Ecco perché abbiamo deciso di rinnovare questo appuntamento con i vostri presepi, perché almeno a Natale, condividendo le vostre realizzazioni, ci sentiremo davvero un'unica grande famiglia. Ed è tutto per questa edizione, come sempre in chiusura ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Migliora ma solo temporaneamente sulle nostre regioni dove sarà in prevalenza soleggiato. Vediamo insieme il dettaglio del 9 dicembre. Sul Veneto deciso miglioramento del tempo, sarà infatti una bella giornata soleggiata con il cielo che sarà sereno o poco nuvoloso, possibili soltanto isolate foschie mattutine sul Padovano. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, minime attese tra -4 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo risulterà essere in deciso miglioramento, con il cielo che sarà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, ma ingresso di venti più freddi. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori notturni attesi tra -2 e 0 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, bella giornata soleggiata ma gelida su tutta la regione, soltanto sui confini alpini esteri saranno possibili nevicate fino in valle. Temperature massime gelide comprese tra -1 e 0 gradi, minime invece ampiamente sotto zero. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est sulle zone costiere e molto forti al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.